Bahá'í? Allora, noi facciamo parte della comunità di Trieste, Comunità comunità Bahá'í. Bahá'í di Trieste, cioè io faccio parte dell'assemblea spirituale locale di Trieste e l'assemblea spirituale dei Bahá'í di Trieste chiaramente si occupa anche di tutta l'area Friuli Venezia Giulia, per cui oggi che abbiamo il Nowruz, che sarebbe il nuovo anno Bahá'í, siamo venuti qua ospiti della famiglia Sobani, che come sempre hanno un'ospitalità squisita. Quindi siamo a Povoletto, a Marsure di Sotto, ecco, e Via Ugo festeggiamo il Foscolo. nuovo anno. Abbiamo scelto l'ora delle 18 perché al tramonto inizia appunto la giornata che coincide con l'equinozio di primavera. Che coincide, se non sbaglio, anche con la fine del digiuno. Con la fine del digiuno. Sì, Nowruz, La fine del digiuno per noi, che va dal 2 marzo al 21 marzo praticamente, e 20 marzo che oggi l'abbiamo finito. Il tramonto sarebbe il momento in cui scatta il nuovo giorno. Sì, perché il giorno Bahá'í va dal tramonto del giorno prima tramonto. al tramonto del giorno in È corso. come se fosse mezzanotte adesso. Ecco. E quindi oggi abbiamo interrotto il digiuno tutti assieme. Il digiuno per noi non è solo un simbolismo, diciamo, dal punto di vista rinunciare al cibo, ma è un ritemprarsi spiritualmente. Ecco, e quindi si lavora sulla propria anima, sul sì. proprio carattere, si cerca di essere meno impulsivi. Se uno ha dei difetti, che secondo me tutte le persone umane hanno dei difetti, bisogna cercare di in qualche modo ricostruirsi, cioè di togliere questi difetti, di sistemarsi proprio Certo. interiormente, e questa è la parte più importante, cioè alla fine il digiuno viene accettato da Dio o non viene accettato da Dio, e non c'è nessuno che ti può dire se l'hai fatto bene o non l'hai fatto male, è tutto sulla base della tua coscienza. Quindi uno che può aver digiunato tutti i giorni, può aver fatto delle cose buone o delle cose cattive, poi deve rendere conto davanti al suo creatore, e viceversa uno che non ha digiunato può aver fatto delle cose meravigliose certo. e può essere accettato il suo Ma quello che è sacrificio. importantissimo è che la rinuncia al cibo, la rinuncia del cibo dà un'enorme quantità di tempo per pensare alle cose spirituali Per e non ci si riflettere. rende neanche conto di quanto tempo porta via durante il giorno, durante la giornata, pensare a tutte quelle che sono le esigenze materiali. Quindi noi ci alziamo al mattino all'alba, prima dell'alba sì, preghiamo, quindi il nostro spirito viene, ci prepariamo per la giornata, e poi per tutta la giornata fino al tramonto non mangiamo né beviamo. Ecco, e quindi il nostro spirito va verso Dio, verso la preghiera, verso l'analisi delle proprie azioni. Come diceva Navid, il fatto è importantissimo, cioè riuscire a migliorare se stessi, e solo se abbiamo tempo di far meditazione riusciamo a far questo, altrimenti durante il giorno presi, chi ha lavorato, io ho lavorato per una vita e so benissimo cosa succede, la tua mente è occupata dal lavoro, dagli orari, dalla casa, e la mente verso Dio e verso lo spirito va poco. Ecco, mentre in questo periodo qua effettivamente, e poi oltretutto al di là della faccenda spirituale c'è anche il fatto che, essendo alle soglie della primavera, fa bene fisicamente il digiuno, fa proprio bene. È un periodo dell'anno in cui si fa questo Sì. digiuno che ti permette un po' di rilassare alcune parti del tuo corpo, ma anche la tua anima, Certo. perché Certo. tutto l'anno uno è travolto dalle mille cose del lavoro, appunto. chi magari scrive una rivista, un articolo, Certo. chi deve, non so, cucinare, chi deve preparare la casa, eccetera. Ognuno ha le Ognuno ha i cose. suoi impegni, e allora uno rischia che viene assorbito da un mondo che è frenetico, sempre più frenetico, e si vuole cercare di invece trovare la propria pace, la propria anima, la propria spiritualità, e questo secondo me è una cosa importantissima che apporterà un grande progresso alla società, perché uno quello che fa e che riceve durante questo periodo di digiuno lo Certo, può trasmettere agli altri. Ecco, se non ho capito male, una volta all'anno
nel calendario Bahá'í arriva il periodo del digiuno che culmina con il Nowruz, Sì. la festa del nuovo anno in cui ci si riunisce tradizionalmente tra Certo. Bahá'í. Certo. E non Bahá'í. Ecco, questo è un dato importante. La porta dei Bahá'í è aperta a tutti, per cui gli amici che vogliono festeggiare con noi, pur non essendo Bahá'í, però può essere meglio di un Bahá'í, perché tutto dipende se l'essere umano ha qualità spirituali, sì o no. Perché il nostro intento, cioè la fede Bahá'í, che praticamente ha come scopo l'unità del genere umano, non intende che tutti dovranno essere Bahá'í, ma è importante che seguano i principi, cioè quello che Baha'u'llah lascia per avere un mondo unito. Ricordiamo che Baha'u'llah è il fondatore della fede Bahá'í, nasce nel 1817 e muore nel 1892, se non sbaglio, sì. No? C'è infatti il bicentenario, c'è stato di recente il bicentenario della nascita del certo. di Baha'u'llah, e quindi sì, è una religione molto recente e lo scopo è quello dell'unità del genere umano. C'è un esempio bellissimo che fa, che dice che considera l'uomo come un organismo, cioè l'umanità come un organismo vivente, certo. un organismo di un uomo, e se una parte di questo organismo soffre, tutta l'umanità, tutto l'organismo soffre. Quindi sì, non puoi dire che una parte è sconnessa dall'altra, cioè se una parte del mondo sta male, tutta l'umanità sta male. Perché certo. non mi hai corretto sulla data, non è possibile, quando muore Baha'u'llah? Io con le date adesso lo controllerai. Volevo sottolineare questa cosa, che in occasione del Nowruz i Bahá'í del Friuli si riuniscono, in questo caso qui a Udine da tanto tempo, a casa di Shapur, certo. E si materializza in uno stesso spazio questa piccola comunità, possiamo dire più o meno a quanto ammonta in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia siamo in 32 persone. Distribuiti nei vari paesi, perché ad esempio c'è Udine, Trieste, che a Trieste siamo in 11, poi 12 veramente, ma insomma diciamo così. Poi tutti gli altri sono distribuiti in Barcis, Povoletto, Udine, Pordenone, e anche c'è una persona che sta a Conegliano che non fa parte del Friuli Venezia Giulia, ma che ha scelto di stare con noi. Ecco, proprio perché insomma sente un calore eccetera eccetera, quindi ha detto voglio restare in questa comunità. Quando arriva il primo Bahá'í in Friuli Venezia Giulia? In Friuli Venezia Giulia io non so quando sono arrivati loro, a Trieste nel 64. 64? Sì, nel 64, ma noi abbiamo il divieto di fare proselitismo inteso, non che non ci piace fare proseliti nel senso di adepti alla fede, certo. ma il proselitismo inteso come lavaggio del cervello per noi è proibito, certo. Per cui dobbiamo lasciare portare la parola di Baha'u'llah, i suoi principi, che sono principi fantastici, e poi lo vedrai nel programma che ho preparato, e che sono principi bellissimi proprio per l'unità del genere umano, e che ovviamente se l'umanità segue questa via, ma io sono ottimista, perché vedo che comunque stiamo andando pian pianino verso perché una volta, ad esempio, faccio un esempio concreto, l'unità delle religioni, che è un principio della fede Bahá'í. Una volta, all'epoca mia, io ho oltre 70 anni, quindi puoi immaginare che all'epoca le chiese, rispetto ad esempio a una chiesa riformata tipo Valdese, ad esempio, le porte erano murate, perché i cristiani e i cattolici non potevano vedere i protestanti, queste chiese riformate. Adesso ci sono gli incontri interreligiosi. Quindi è cambiato qualcosa. Fa parte anche di questi incontri interreligiosi. Io faccio parte anche del gruppo interreligioso. È importante che ci sia un'unione di fare religione anche nel fatto. Abbiamo creato a Trieste un'alleanza, io in WhatsApp, un'alleanza dove c'è il rabbino di Trieste, l'imam di Trieste, c'è il buddista, noi Bahá'í, gli luterani, i valdesi, gli avventisti del settimo giorno, quindi tutti questi rappresentanti delle varie religioni sono assieme. Abbiamo creato una amicizia
Per adesso rimane, al di là di poche persone, rimane ancora da coltivare questa amicizia, ma ci siamo ripromessi di lavorare assieme anche. Quindi i Bahá'í, sottolineiamo, questo partecipano attivamente a questa santa alleanza per l'unione delle religioni e dei popoli per la pace, posso sintetizzarlo sicuro. così. Abbiamo, ad esempio, io faccio parte anche del WCRP, che sarebbe la Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace, che ha sede a Roma, e nel direttivo di Roma c'è un rappresentante Bahá'í, quindi come abbiamo dei rappresentanti all'ONU, ad esempio. Ricordiamo questa cosa, scusate se ci spostiamo su un argomento che mi preme mettere in evidenza. La fede Bahá'í scaturisce 2 secoli fa, quasi 2 secoli fa, in Iran, nell'attuale territorio iraniano, cioè è quello il cuore. Sì, l'antica Persia. L'antica Persia. In Iran le cose non sono andate molto bene per i Bahá'í, vero? No, ancora sono perseguitati, sono vengono considerati un movimento eretico. Sì, E quindi, ecco, io sempre penso questo, che stanno facendo quello che facevano agli ebrei. Cioè i Bahá'í non possono frequentare le università, chiudono gli esercizi pubblici, demoliscono i cimiteri, i bambini sono vesseggiati nelle aule. Ecco, ma diciamolo con precisione, esistono discriminazioni ufficiali da parte della Repubblica Islamica certo. perché prendono di mira proprio i Bahá'í che impediscono. Tanto è vero che tantissimi rappresentanti sia a livello dell'ONU sia si stanno muovendo per la difesa dei Bahá'í anche in Iran. Una importantissima avvocatessa si chiama Shirin Ebadati, che ha vinto il premio Nobel per la pace. Lei era a difesa dei Bahá'í ed è stata messa in prigione proprio per quello. Sì. E quindi ci sono stati... Ma i Bahá'í possono professare liberamente la loro... No, tanto è vero... Anche le pratiche religiose sono proibite? Sì, sono proibite, tanto è vero che alcuni rappresentanti, diciamo, che si chiamano, facevano parte dello Yaran in Iran, che erano un po' l'assemblea nazionale, un'amministrazione... nazionale. C'è a livello locale che lei parte, c'è anche a livello nazionale. Internazionale. Questi non avevano il nome, diciamo, di assemblea spirituale perché non era possibile, e li hanno accusati, e senza processo, li hanno accusati chiaramente di spionaggio, cose di questo tipo immaginari, perché se la fede Bahá'í professa l'unità del genere umano, immaginiamo se ci sono cose di questo tipo. Senza processo e senza niente li hanno condannati prima a 10 anni di reclusione, che hanno fatto tutti e sono usciti da poco, e poi a 20 anni, dopo, proprio per l'intervento delle Nazioni Unite, di questi e degli altri, li hanno liberati prima. E quindi questa persecuzione ha spinto molti Bahá'í a uscire dall'Iran, come i miei genitori, ad esempio, no? Sono venuti via nel 79, un po' prima, quando era la rivoluzione iranica, anche quei periodi lì, un po' dopo, un po' prima, e alla fine sono andati via proprio per quello, perché gli pesava troppo non essere liberi, di non poter avere una propria religione, dover sempre camminare a testa china davanti a quelle... E questo ha portato molti Bahá'í, alcuni Bahá'í, a venire anche qui. Anche qui, in Italia, diciamo certo. che sono però non sono venuti esclusivamente per uscire dall'Iran. Uno dei consigli e anche il dovere di un Bahá'í è di uscire e portare la parola di Baha'u'llah, quindi noi chiamiamo pionierismo. Tantissime persone, tantissimi Bahá'í hanno fatto pionierismo e sono andati. E per questo la religione Bahá'í è la seconda dopo il cristianesimo più diffusa geograficamente, non numericamente. Geograficamente. Sparsa su tutti i continenti. Siamo in 8 milioni adesso, quindi siamo in pochi rispetto a un cristianesimo, rispetto a un Islam, chiaramente. Però siamo anche 8 milioni su quanta la popolazione mondiale non è un centesimo, un millesimo. È una piccola parte, frazione. Certo. Su oltre 7 però miliardi. Abbiamo solo 176 anni. Un millesimo, se non sbaglio. Abbiamo 176 anni rispetto a un cristianesimo, rispetto a un... Quindi quanti erano gli apostoli al tempo di Cristo?
Erano molto pochi. Erano 12. No, lo so. Ecco, quindi, e poi abbiamo visto che cosa è successo, no? Sì. Perché la fede Baha'i crede chiaramente nella progressività delle religioni e che ogni tempo tutti questi personaggi che sono degli specchi terzi che diciamo riflettono gli attributi di Dio, Cristo, prima Zoroastro, il Buddha, Cristo, Muhammad, il Bab e Baha'u'llah, tutti questi personaggi hanno portato una civiltà, però crediamo noi come Baha'i per il tempo in cui sono venuti. Adesso, una volta Cristo parlava in un altro modo rispetto alla capacità di comprensione dell'uomo di adesso. E infatti anche Cristo ha detto io ho tante cose da dirvi ma non posso dirvele adesso, verrà il momento in cui ve le dirò. Come Baha'u'llah anche ha buttato via certi libri che non siamo in grado di capire. E verrà, il messaggio di Baha'u'llah durerà non meno di 1000 anni. Cioè, vuol dire che fra 1000 anni, verrà un altro. dopo 1000 anni verrà un altro, perché l'umanità ha sempre bisogno, come progredisce la scienza, come progredisce la società. Certo. Anche perché all'inizio si era partiti con l'idea di famiglia, poi dall'idea di famiglia l'umanità è arrivata al concetto di comunità, poi dalla comunità si è arrivati allo Stato, poi molto più avanti all'idea di nazione, e invece Baha'u'llah al giorno d'oggi dice il livello che bisogna arrivare nella società al livello dell'umanità, cioè dice l'umanità è una sola, la terra è un solo paese e gli abitanti i suoi cittadini, certo. Ecco, Nowruz. Ci si incontra, finisce il digiuno e si pasteggia. Cosa prevede il menù del Nowruz Baha'i? Dipende dalla casa in cui siamo. Qua siamo in una casa di persiani, per cui loro faranno riso alla persiana, faranno tutte le cose della loro tradizione. Se i Baha'i, ad esempio del Brasile, faranno un'altra cosa. Se faccio io a casa mia, in pizzeria mangiamo la pizza, se facciamo noi a Trieste, non dico che mangeremo i crauti con le salsicce, ma mangeremo certamente cibi all'italiana, no? E questo dimostra chiaramente che i Baha'i cercano l'integrazione, la considerano un arricchimento e al punto tale da farne un elemento di identità da manifestare in occasione del Nowruz. Certo. Uno dei principi della fede è l'unità nella diversità, e la diversità ci sarà sempre, e la diversità è un arricchimento. Sì, da apprezzare, l'importante è avere un'apertura mentale togliendo i pregiudizi. È vero. E come si tolgono i pregiudizi? Con la conoscenza e l'umiltà. Prima umiltà e dopo conoscenza. Ecco il programma? Il programma, io spiegherò che cos'è il calendario Baha'i, quindi dirò quali sono i nomi dei mesi, eccetera, eccetera. Spiegherò un momentino quello che riguarda, per chi non sa chiaramente, per quello che riguarda appunto il calendario, che coincide con questa giornata qua, e dopodiché pregheremo la preghiera del Nowruz, che è una preghiera rivelata, perché nota bene che Baha'u'llah ha lasciato più di 18.000 documenti tra lettere, libri, ordinanze, eccetera, che sono state tradotte in tantissime lingue, e i documenti originali sono conservati negli archivi del Centro Mondiale ad Haifa, in Israele. Certo, dove c'è quel magnifico tempio. Che forse io vedrò nel 2020. Forse, sì, nel pellegrinaggio. E poi è una terra santa per tutti i popoli del mondo. Per tutti i popoli del mondo. Per tutte le religioni, non è una cosa interessante, curiosa, secondo me è bellissimo. E certe persone che ci contattano pensano che il nostro discorso, tipo, non so, una lingua ausiliaria universale, in modo che i popoli possano capirsi, non so, parità di diritti tra uomo e donna che non esistono ancora, sono stati fatti dei progressi, certo, abolizione di estremi di ricchezza e povertà con un sistema specifico ben certi pensano che sono cose utopistiche, no? Che il mondo non cambierà mai. Non è così. Il mondo sta andando verso un cambiamento, certo. E lo vediamo giorno per giorno. E ogni cambiamento comporta anche dei disagi, ovviamente. Non è che con questo il male verrà eliminato, nel senso che per noi Baha'i il male che cos'è? Un'assenza di bene, chiaramente. Ma quello che noi facciamo nel nostro piccolo, perché Dio ci chiede di fare quello che noi riusciamo a fare. Quindi
e portare la parola di Baha'u'llah, i principi di Baha'u'llah. E quindi se riusciamo a fare questo abbiamo fatto la sua volontà. Esatto. Ecco, tutto qua. Allora adesso mi accompagnate a conoscere i Bahai. Certo, Sì. certamente. E anche a mangiare. Ecco, grazie. Allora, cari amici, grazie di essere venuti. È una gioia vedere in quanti siamo qua. Veramente tanti. Non ho contato. Chi ha contato quanti siamo? Penso una ventina, penso. Benissimo, benissimo. Allora io adesso racconterò per chi non sa e non conosce tanto quello che riguarda la fede Baha'i, che cos'è il Nowruz. Dunque la storia dimostra che ogni religione mondiale ha stimolato importanti cambiamenti nella società. Per esempio, la maggior parte dei calendari oggi in uso ha origine nella storia religiosa. L'inizio del calendario ebraico è il racconto biblico della creazione, che si fa risalire all'anno 3761 a.C. Il calendario gregoriano, usato prevalentemente in Europa occidentale, incomincia con la nascita di Gesù, mentre quello islamico con l'Egira, la migrazione di Muhammad dalla Mecca a Medina nel 622 d.C. Anche la fede Baha'i ha un proprio calendario. L'era Baha'i ha inizio nel 1844 d.C., 1260 dell'Egira, quando il Bab, il precursore di Baha'u'llah, proclamò per la prima volta la sua missione, segnalò l'importanza della dispensazione di cui era l'araldo, inaugurando un nuovo calendario, il calendario Badi, che significa unico. Adottò l'anno solare e chiamò i mesi con i nomi degli attributi di Dio: splendore, gloria, bellezza, magnificenza, luce, misericordia, parole, perfezione, nomi, possanza, volontà, sapienza, forza, favella, domande, onore, sovranità, dominio, sublimità. I nomi sono tanti perché il calendario Baha'i si basa sull'anno solare di 365 giorni ed è suddiviso in 19 mesi di 19 giorni ciascuno, per un totale di 361 giorni. Sono stati aggiunti 4 giorni intercalari, 5 negli anni bisestili, fra il 18° e il 19° mese, allo scopo di far coincidere il calendario con l'anno solare. I giorni intercalari rappresentano un momento di festeggiamenti, allegria e beneficenza. In questo periodo ci si dedica principalmente all'ospitalità e alla distribuzione di doni. Nell'ultimo mese i Baha'i effettuano un periodo di digiuno. Il digiuno fisico è simbolico ed è essenzialmente un periodo di meditazione e preghiera, durante il quale il credente si sforza di fare i necessari riassetti nella propria vita interiore, per rinnovare e rinvigorire le forze spirituali latenti nella propria anima. Al digiuno segue la celebrazione del nuovo anno, questa gioiosa festività conosciuta come Nowruz, che in persiano significa nuovo giorno. Coincide con l'equinozio di primavera che cade attorno al 21 marzo. Oggi festeggiamo il primo giorno dell'anno 176 era Baha'i. Finisco con le parole che troviamo nelle tavole di Baha'u'llah. Ogni mattina sorga migliore della sera che l'ha preceduta e ogni giorno più ricco del suo ieri. La ricchezza di cui parla Baha'u'llah è un buon carattere e nei suoi scritti egli mette in evidenza alcune qualità del buon carattere: sincerità e lealtà. Ornatevi la lingua con assoluta sincerità e il capo con ghirlande di lealtà e fedeltà. Cortesia. La sincerità e la cortesia siano il vostro ornamento. Amore per il prossimo. La causa della creazione di tutti gli esseri contingenti è stato l'amore. Questo amore si traduce in un amore per gli altri e non è influenzato dal bagaglio culturale personale, dalla religione e da qualsiasi debolezza del carattere. Evitare la maldicenza. La lingua serve per menzionare ciò che è buono, non contaminatela con discorsi sconvenienti. Vedere negli altri ciò che hanno di buono. Si deve vedere in ogni essere umano ciò che merita lode. Quando è così, è possibile essere amici di tutto il genere umano, ma se guardiamo un uomo nelle sue colpe, allora essergli amici è un'ardua impresa. Umiltà.
Essere umili vuol dire non pensare di essere superiori agli altri. Possiamo imparare qualcosa di nuovo da chiunque incontriamo e ciò che impariamo può favorire la nostra crescita spirituale. Una persona umile può superare facilmente le carenze e i difetti e astenersi dal criticare o condannare gli altri. L'umiltà ci protegge dal considerare noi stessi il modello per giudicare il prossimo. Alla fine, felicità. La felicità spirituale è il vero fondamento della vita umana, perché la vita non è stata creata per essere tristi, ma felici. Non è per la sofferenza, ma per la gioia. Ciri, vuoi leggere la preghiera? Raccogliamoci tutti in preghiera, magari seduti. Grazie. Lodato tu sia, mio Dio, che destinasti il Nowruz a festività per coloro che hanno osservato il digiuno per amor tuo e si sono astenuti da tutto ciò che aborri. Concedi, o mio Signore, che il fuoco del tuo amore e il calore prodotto dal digiuno da te comandato li infiammino alla tua causa e fa che si dedichino alla tua lode e al tuo ricordo. Poiché li adornasti, o mio Signore, con l'ornamento del digiuno da te prescritto, adornali pure con l'ornamento della tua accoglienza, mercé la tua grazia e il tuo munifico favore, poiché le azioni degli uomini dipendono dal tuo compiacimento e sono sottoposte al tuo comando. Se tu volessi considerare chi ha interrotto il digiuno come uno che l'ha osservato, quest'uomo sarebbe annoverato tra coloro che dall'eternità l'hanno osservato. E se tu volessi stabilire che colui che ha osservato il digiuno l'ha invece interrotto, costui sarebbe annoverato tra coloro che hanno imbrattato di polvere il manto della tua rivelazione e si sono allontanati dalle acque cristalline di questa fontana di vita. Tu sei colui per mezzo del quale insegna. Degno di lode sei tu nelle tue opere, è stata issata, e lo stendardo, obbedite, tu sei nel tuo comando, è stato spiegato. Fa noto questo tuo grado, o mio Dio, ai tuoi servi, affinché essi sappiano che l'eccellenza di tutte le cose dipende dal tuo comando e dalla tua parola, e che la virtù di ogni azione dipende dal tuo consenso e dal tuo compiacimento e del tuo volere. E riconoscono che le redini delle azioni umane sono entro l'ambito della tua accettazione e del tuo comandamento. Rendili di ciò edotti, affinché assolutamente nulla possa separarli dalla tua beltà. In questi giorni nei quali Cristo esclama: tutto il dominio è tuo, tuo creatore dello spirito. E il tuo amico Muhammad grida: gloria sia a te, o amatissimo, poiché svelasti la tua beltà e decretasti per i tuoi prediletti ciò che permetterà loro di giungere al seggio della rivelazione della tua più grande nome, per il quale tutte le genti hanno pianto, tranne coloro che si sono distaccati da tutto fuorché da te, e si sono volti verso colui che è il rivelatore di te stesso e la manifestazione dei tuoi attributi. Colui che è il tuo ramo e tutta la tua schiera, o mio Signore, hanno terminato il digiuno in questo giorno, dopo averlo osservato entro i recinti della tua corte, spinti dall'ansietà di compiacerti. Disponi per lui e per loro e per tutti coloro che sono venuti alla tua presenza in quei giorni tutto il bene che destinasti nel tuo libro. Dona loro dunque ciò che li beneficherà in questa vita e in quella di là. In verità, tu sei sapientissimo, il saggio. Baha'u'llah.